Martedì 15 aprile, nella sala della Scuola dello Sport presso lo Stadio Euganeo di Padova, si è tenuta la conferenza stampa per la presentazione della Coppa Italia di B1 femminile, importante evento per il movimento della pallavolo padovana. La prestigiosa manifestazione si è giocata alla vigilia di Pasqua, al Palaspiller di Padova, organizzata dalla società partecipante Le Ali di Padova. Per noi questa finale che abbiamo fortemente voluto e siamo riusciti alla fine, magari superando anche fra virgolette la concorrenza di altre società che l'avrebbero voluta presso di loro, rappresenta una finestra importante. Abbiamo voluto sia come società Volley Project che come consorzio, perché non bisogna dimenticare che alle spalle c'è tutto un lavoro anche delle altre società componenti il consorzio alle Ali di Padova. Abbiamo voluto cimentarci prima per metterci alla prova, poi per avere la soddisfazione di organizzare qualcosa di importante, e anche per allenarci. Non si sa mai in futuro quali possano essere le opportunità. Tutto il movimento e soprattutto la squadra è contenta per questo obiettivo al quale abbiamo lavorato da settembre con l'inizio delle qualificazioni di Coppa. È arrivato, lo giocheremo in casa, siamo onorate per questo e abbiamo voglia di dimostrare sul campo che possiamo dare grosse soddisfazioni a chi si è impegnato molto per questa organizzazione. Abbiamo avuto questo grandissimo piacere di avere due formazioni della nostra provincia arrivare alla fase finale della Coppa Italia di B1 e di B2 femminile, e abbiamo approfittato dell'occasione per fare nostra questa cosa e far sì che il movimento della pallavolo padovana sia ancora presente anche in questo gioco di vertice, no? In queste due finali, senza dimenticare sempre il settore giovanile e il movimento del nostro sport, della nostra provincia. Certamente è un momento importante per la pallavolo padovana, perché ospitare questi due grandi eventi contemporaneamente credo che sia la dimostrazione di quanto ha dato il pallavolo femminile in questa provincia e anche nel Veneto in particolare. C'è grande entusiasmo, questo per Padova è stato un anno a livello pallavolistico entusiasmante, e quindi la manifestazione promossa dalle Ali Volley Project è una grande occasione per la città, non solo per vedere ai massimi livelli la pallavolo femminile in città, ma anche per festeggiare con tutto il popolo della pallavolo della nostra città e della nostra provincia i risultati di quest'anno, per promuovere ancora di più questo sport. Padova è la terza città in Italia per numero di praticanti ed è un primato che ci teniamo molto stretti e che si riesce a realizzare grazie all'impegno di società come questa. In un Palaspiller da sold out, il Le Ali di Padova ha trovato un Fenera Chieri 76 agguerrito. La partita è stata molto equilibrata nei valori, a parte il secondo set dove Padova ha patito un po' troppo i suoi numerosi errori in battuta. Sotto di 2-7-0, Padova ha lottato fino alla fine e il pubblico ha sperato in una rimonta al terzo set su 24 pari, ma il Chieri ha tenuto duro andando a vincere per 3-0. Altra storia invece è la partita del giorno dopo, utile per l'assegnazione del terzo posto. Il Padova non si arrende e riesce a imporsi al Gimam AGS Volalto Caserta per 3-1. Il bilancio della Final Four in sé probabilmente aspettavo qualcosa di più, anzi sicuramente. Però chiudere comunque con una vittoria e con una medaglia sicuramente è un segnale positivo, anche perché la partita di oggi è stata molto diversa da quella di ieri sera. Ieri abbiamo sprecato parecchie occasioni e la partita è andata come è andata. Oggi avevamo comunque fame di conquistare questo terzo posto, giusto anche per onorare la città e l'organizzazione della manifestazione. Giocare in casa è sempre comunque un'emozione più grande, perché c'è il nostro pubblico, c'è la nostra città a sostenerci, e quindi siamo contenti e soddisfatti di questa organizzazione. Ci dispiace non essere là fuori a giocare questa finale, però abbiamo messo del nostro meglio per conquistare questo terzo posto. Sicuramente bene, ci aspettavamo di trovare un livello pallavolistico molto alto. Abbiamo giocato prima contro Trento, sapevamo che era la squadra probabilmente favorita.
A parte il primo set abbiamo giocato bene il secondo e il terzo set, in finale terzo e quarto posto eravamo un po' stremati, Padova è comunque una buona squadra, abbiamo provato a fare di tutto per piazzarci terzi, bravi e complimenti al Padova, complimenti all'organizzazione e a tutti, ci hanno ospitato veramente bene. La finale, che vedeva contrapposte il Chieri al Trentino Rosa, ha destato emozioni a non finire. La partenza decisa da parte del Trento, che vinceva i primi due parziali, aveva fatto prevedere una vittoria ormai scontata. Ma il Chieri, forse a causa di un rilassamento della squadra avversaria, riprendeva in mano il match, portando il Trento al quinto set. Una degna finale che ha visto il Trento battere il Chieri per 18-16 e diventare così la regina di Coppa Italia. Sicuramente non eravamo quelli dei primi due set, poi abbiamo provato a cambiare un po' l'inerzia della partita con qualche cambio, qualche rotazione. Devo dire che le ragazze sono state fantastiche, ci hanno sempre creduto, loro ci hanno dato un po' di spazio, noi siamo stati bravi a riprenderci e poi per due set siamo stati proprio bravi, alla fine è mancato veramente un pizzico. Devo dirti che noi comunque c'è grossa differenza di esperienza, di sestetto, però sono molto orgoglioso delle mie ragazze perché oggi abbiamo fatto veramente una gran pallavolo. Sì, diciamo che è stato un finale molto bella per il pubblico perché noi aspettavamo di vincere come partito con un risultato abbastanza netto, però poi la partita è cambiata, allora è stata tutta adrenalina, un scambio continuo di emozioni. Però alla fine è importante vincere. Siamo un po' calate di tensione anche perché loro non stavano giocando la loro miglior pallavolo, quindi il terzo set abbiamo fatto un paio di errori che ci sono costati appunto il set. Poi il quarto set idem, siamo partite malissimo e diciamo che l'abbiamo lasciato un po' andare via con la convinzione di partire insomma più aggressive che mai nei tie break e così è stato. Loro comunque sono una buonissima squadra e la pallavolo che hanno espresso nei primi due set non è quella che giocano di solito. Sì, è stata una vera prova del 9 perché per noi consorzio era il momento per essere coesi. Sicuramente di 2 mesi sono pochi per organizzare una manifestazione di questo livello, anche perché la designazione è stata fatta il 7 di marzo e perciò abbiamo praticamente corso per circa 2 mesi. L'aspetto sportivo è quello più semplice, diciamo che l'aspetto più complesso è quello di creare le condizioni ottimali sia per le delegazioni che hanno partecipato a questa Final Four. Diciamo che alla termine siamo molto soddisfatti perché gli sforzi di tutti quanti i volontari del Consorzio Leali hanno dato risultato. Abbiamo visto 2 giorni di grandissima pallavolo, ottima pallavolo, grande livello tecnico, ottima prestazione della nostra compagine Leali di Padova che si è piazzata al terzo posto, che ha fatto in parallelo a una ottima organizzazione dell'evento. Abbiamo ricevuto complimenti un po' da tutte le altre formazioni, quindi vuol dire che è sicuramente un territorio positivo per queste attività. Facciamo i complimenti all'ottima organizzazione delle Ali Padova e tutti coloro che hanno dato un contributo alla riuscita di questa splendida manifestazione. Place you wanna go to, place you wanna go.